Bitonto Falconara, parte il Falconara con Balardin. E Balardin ancora, Diana Santos di forza, Lusileia vince il duello, Lusileia, buono il filtrante per Cenedesi, ha spazio, dentro Diana Santos, palla fuori nel Pidio, palla buona per Carturan, Torma non si fa operare questo pallone. Corner, calcia Ferrara, la risposta di Torma. Isa Pereira, intanto Ferrara, palla di ritorno per Isa Pereira, 1-0 Falconara. Isa Pereira aggancia benissimo questo pallone, lo deposita alle spalle di Torma per il vantaggio delle Citizens dopo 9 minuti esatti. Ferrara, ma recupera il Bitonto. Diana Santos prova a spaccare in due il campo, va Lusileia, Santos, Lusileia agguanta il pallone, Lusileia, c'è Diana Santos in mezzo, Lusileia prova a piazzarla, Turan, può ripartire il Falconara, la pressione del Bitonto, Lusileia di prima, Lusileia 1-1. La giocata di Lusileia, palla che arriva sui piedi della numero 10, si gira e buca Carturan, ancora Condò, poi il Pidio, poi ancora Balardin, Villa, tanto occhio al Bitonto, prova Nicoletti, finisce il primo tempo, 1-1 il punteggio, 3 contro 2, c'è Nicoletti che calcia, traversa di Susi Nicoletti, ha spazio, prova a chiudere la Cenedese, poi Isa Pereira, cosa si è divorata Luana Condò, come al solito ottima recuperatrice di palloni dall'altra parte, Condò, e questa volta non sbaglia Luan Condò per il 2-1 del Falconara. Scappata via Isa Pereira, Balardin, occhio perché forse è stata proprio Colucci a salvare il Bitonto. Diana Santos, Brunigna, calcia Brunigna, arriva il gol del 2-2, Brunigna, sfugge al controllo della retroguardia del Falconara, ben imbeccata da Diana Santos, cambio Lusileia da Grieco, la sterzata, Alessia Grieco, il pallone rimane lì, parte Diana Santos, calcia sotto la traversa, Lusileia, Diana Santos, il palo di Diana Santos, e arriva la fine della partita, 2-2 il finale. Gara combattuta, non vince nessuno.